Si gioca in infrasettimanale la 15ª giornata del campionato di Serie D. Ben ritrovati amici della Wii Sport al Comunale di Locri. Va in scena Locri Città di Messina. Da una parte la formazione di mister Scorrano che viene dal pareggio per 1-1 contro l'Igia Virtus. In questo momento i calabri sono a quota 18 punti in classifica. Dall'altra parte il Città di Messina insegue a quota 16 dopo la vittoria prestigiosa contro la Turris. Oggi però mister Furney deve fare a meno di tanti elementi. Ben 9 disponibili. In porta ci va Paterniti, linea difensiva confermata con Bellopede, Bombara e Fragabane. Sugli esterni a centrocampo Motta, classe 2002 all'esordio in prima squadra. Dall'altra parte Crucitti, al centro Nicosia, Berra, eccola l'altra novità, l'argentino a centrocampo, e Peppe Costa alla prima da titolare, alla seconda presenza in questa stagione nel Città di Messina. Princi e Galesio in avanti. Maglia rossa per il Città di Messina, total white per quanto riguarda il Locri. Parte bene il Città qui con Fragabane che prova a inserirsi, la sfera arriva a Giuseppe Costa, bella l'apertura dall'altra parte dove c'è Crucitti, ancora Crucitti affronta l'avversario, doppio passo, Crucitti va col mancino, tanta personalità nel 99, ottimo impatto per lui. Ancora il Città di Messina, bello qui lo scarico, ancora una volta in avanti Peppe Costa, trova Princi, Pasquale Princi, alla conclusione il portiere Pellegrino riesce a deviare, allontana la difesa del Locri. Prima offensiva anche per la formazione di mister Scorrano che qui ci prova con il più attivo Pannitteri. Para Paterniti, ancora Città in avanti, qui forse c'è un fallo, l'azione prosegue perché Crucitti mette dentro, svirgola la difesa del Locri, non ne approfitta Pasquale Princi, ingannato dal movimento del difensore. Dall'altra parte Isabella ancora per Pannitteri che mette dentro, allontana Matteo Bellopede che scaccia il pericolo. Sempre più in crescita il difensore quando Peppe Costa recupera il pallone, conclusione Pellegrino, arriva Luifa Galesio e trova con il colpo di testa il gol del vantaggio delle Città di Messina. Un po' a sorpresa la formazione giallorossa trova il gol che la porta avanti. Pellegrino resta a terra, tante proteste tra i tifosi del Locri e anche nelle fila dei giocatori calabresi per l'intervento di Luifa Galesio. Probabilmente chiedevano un fallo in attacco, non è stato dello stesso avviso il direttore di gara russo della sezione di Torre Annunziata. Luifa Galesio, terzo gol in campionato, reazione immediata per il Locri, conclusione qui a giro, riesce a trovare il gol De Marco. Ancora Locri in avanti, occasionissima, il pallone che viene messo dentro, un flipper impazzito alla fine. Paterniti si ritrova la sfera lì, regge il vantaggio del Città di Messina quando finisce anche il primo tempo. La decide Luifa Galesio fino a questo momento con il gol, con il colpo di testa non ce la fa Simone Motta a rientrare, per lui 45 minuti sufficienti. Entra al suo posto Silvestri, grande impatto del classe 99 e qui ruba il pallone ancora Giuseppe Costa, qui in apertura praticamente perfetta. All'altra parte per Crucitti, ha spazio il classe 99 e prova l'1 contro 1, ancora Crucitti affronta l'avversario, rientra verso il centro, vince un rimpallo Crucitti, scarico per Berra, ancora Berra, il lancio dentro, c'è Silvestri e c'è il gol delle 2-0 del Città di Messina, ma è tutto annullato per posizione di fuori gioco. Azione magnifica della troupe giallorossa di mister Giuseppe Furni che continua ad attaccare e vuole chiudere in fretta il match. Qui Silvestri, ancora lui, rientrato nella scorsa gara contro la Turris, oggi grande impatto in questi secondi 45 minuti. Scappa qui Pasquale Princi che butta giù un avversario, ancora Princi allarga per Nicosia, il Casse 2000 la seconda presenza, manda alto sopra la traversa, la seconda consigliere da titolare. Qui si esibisce Luciano Crucitti in un'uscita a palla al piede clamorosa, si prende la sgridata dai capitan Bombara e del vice capitano Fragabane. Ancora Locri in avanti, ancora Crucitti, una bellissima partita per il classe 99, qui perfetto, tanta personalità, tanto carattere. Qui invece Silvestri che perde il pallone con il colpo di testa, il lancio in avanti verso De Marco, qui la batteria del Città non funziona e arriva il gol del numero 14 che trova il pareggio. Il Locri la riapre con De Marco, stavolta la difesa del Città che fino a questo momento era stata praticamente inespugnabile si è fatta trovare impreparata, si caricano i tifosi del Locri, ma ecco il cambio, esce Pasquale Princi, dentro Alessandro Cadagnone alla ricerca ancora del primo gol in campionato. Il pallone però c'è De Marco dall'altra parte, affronta l'avversario, ancora De Marco, Bellopede gli dice di no,
Calcio d'angolo per il Città di Messina, c'è Peppe Costa sul pallone, viene cinturato e messo giù Luis Fagalesio. Il direttore di gara indica il dischetto per questa trattenuta sull'attaccante argentino. Sul punto di battuta ci va Alessandro Codagnone, parte Codagnone e trova il gol dell'1-2, la rimontata. Il Città di Messina con Ale The Giant, tanta personalità nel calciare il rigore decisivo a 5 minuti dalla fine. Dedica speciale ovviamente per il direttore di gara Giovanni Cardulo. Dall'altra parte però alla clamorosa occasione il Logri per trovare nuovamente il gol, non riesce a farlo con Caruso, pallone che finisce a pochi centimetri dal palo, ma arriva anche il triplice fischio. Vince il Città di Messina, che adesso si prepara ad affrontare l'Igea Virtus a -3 dalla zona playoff, ma solo a +1 su quella playout. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e alla prossima.